sua moglie e mia moglie. Ad un certo punto devo andare a cercare un dottore. Troviamo isolato, picchia e non posso muovere, a scala non posso richiamare. Babbarino, io ora ci chiamo con l'ascensore. E chi tu creatura sta? Dice, hai ragione, io manco io. Mi chiamano, non posso muovere a scala. Babbarino, chiamiamo l'ascensore. E chiamiamo l'ascensore. Quando troviamo da sopra, naturalmente, l'ascensore cominciare si chiude alle spalle. Quando troviamo l'ascensore, non si apriva. Minchia, e come fare? Babbarino, cosa stavo? Io cercavo a diavolo, invece l'ascensore si apriva alle spalle, silenzioso. Minchia, poi mi accorgo che c'era uno che veniva da RD, che mi vedeva a me, che volevo. C'è Babbarino, già se ne esce, mannaia. Guarda, che non ti specchi da che non cazzo. Stato parlato, che non si parlava mai. Ci fu un terremoto e devastò il paese. Un sindaco, come dice sindaco, capo di quanti, disce batterono il capo del paese per vedere i danni che succedevano. Spiegare un quaderno, una pinna e scrivevo. Accucciavo una terra di 6.000 euro, accucciavo una palla d'appartamento nuovo, accucciavo milioni. Quando trovarono, toglieva l'arma e mi voleva dire a mezzo paese, già si era tutta la casa che c'era un vecchio. Vecchio vecchio quando ho detto sindaco, vecchio madre, signor sindaco, quella notte a casa mia, che cosa avete avuto di là? Ma una cosa le dico, può essere che era sotto all'acqua, cade una lama e mi taglia un lazzo in due. C'è il suo sindaco, signor guardi e scrive, ma signor sindaco, anche sto ci vuole dare un cazzo, ma perché allora si dice là? Allora, la mamma mia, sono figli piccoli, e me lo do tutti i giorni, non fare le cerimonie. Tenendo presente che uno era da Milano, uno di Salerno e uno di Palermo. La sera finita la cerimonia, ognuno se ne stava andando alla sua casa. E allora la mamma dice, io ora come saggio, come sto mariti si comportano lo stesso a me. Dicevo, ma queste cose me la vedo io. Io mi parlo di patate e in base ai patate poi siamo disponibili. Vabbè, passa una quotidiana e chiama a chi stiamo dando. Tuo marito di patate come me. Tuo marito di patate si mangia. Forse le vuole 2 o 3 giorni, ma si mangia. Poi chiamo a chi di Salerno. Se tuo marito di patate come come là. Insomma, mio marito si mangia e se ci faccio 2 o 3 giorni si mangia 2 o 3 giorni. Poi chiamo a chi di Palermo. Dice tuo marito che patate. Com'è combinato? Mio marito non solo si mangia patate, quando l'estero si dica va bene. La signora, il cognome si chiamava Agione. E allora avviene la funzione, ma siccome non si sentiva male, un figlio che aveva delega a noi. Fece tutta l'operazione e poi ci disse l'impiegato, mi mette la firma. Dice come un film, Gagione.
Se ci arrivo, un solino, la via, gli anni avanzati, che allora ci capitano occasioni uniche e sole. Io dico, come fanno? Non faccio male pure. La via l'amico, poi mi sta. Io non lo faccio, mi detto, da mai avuto, dice che hai un'occasione unica al mondo. Secondo me stavo piano. Sono in un mondo, ma so da bene non ci pigliava. Figura sai. Ma stanno da bene, dice, ma io faccio gli altri. Memoria, mi do un'aspirina. Sono un'ora prima, papaiato. Sono tutto ubriaco. All'indomani, un fammi che era affacciata fresca. E vedia un sonino da lontano che faceva la mano così. E rideva. E cioè dice, ma io ci detto, aspirina. Quando vuoi, vicino, un dottore chiamò, Sony! E io ci disse, dottore, mi chiama la paura!